Il potere degli stati e i diritti e i doveri dei cittadini stranieri ai tempi della pandemia. In Bielorussia, dove vige ancora la pena di morte, il potere del presidente Lukashenko sembra senza rivali. In Slovenia il Parlamento ha eletto premier Janez Janša, ministro della difesa ai tempi della guerra d'indipendenza. Borderless, giallo dello scrittore tedesco Veit Heineken, parte da Trieste ed esplora i misteri di mezza Europa. Bulgaria è uno dei più grandi produttori europei di vino, una cultura enologica che è iniziata con i Traci. Il coronavirus sta cambiando radicalmente la nostra vita quotidiana e le istituzioni internazionali. Per limitare i contagi e la pandemia, la Commissione europea ha chiuso le frontiere esterne dell'Unione, mentre molti Stati membri hanno fatto lo stesso con quelli interni. Tristi le immagini dei camionisti bloccati alla frontiera tra l'Italia e la Slovenia o alle frontiere dell'Ungheria, della Croazia, della Serbia. Lavoratori rimasti ostaggio dei provvedimenti sanitari decisi dai singoli Stati. La professoressa Sara Tonolo è la preside della Facoltà di Scienze Politiche di Trieste, dove insegna diritto internazionale. Qual è il contesto giuridico internazionale in materia di sanità che consente agli Stati di limitare le libertà individuali degli stranieri? Esistono i regolamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un'organizzazione internazionale riconducibile più ampiamente al sistema delle Nazioni Unite, che sono stati adottati nel 2005, proprio in seguito alla pandemia della SARS. E questi regolamenti, obbligatori per tutti i 196 Stati aderenti, quindi quasi la totalità degli Stati del globo, impongono agli Stati degli obblighi di cooperazione internazionale. Poi però nei regolamenti è prevista una facoltà di deroga che è formulata in maniera molto flessibile, quindi gli Stati possono per motivi di salute derogare a questo meccanismo di cooperazione e adottare dei provvedimenti a tutela della salute dei propri cittadini. Al posto di frontiera di Fernetti, in provincia di Trieste, le autorità slovene hanno bloccato 2 autobus pieni di cittadini ucraini. Dopo una complessa trattativa è stato deciso di trasportarli all'aeroporto di Treviso, da dove un aereo ucraino li ha evacuati in patria. Gli Stati possono respingere ai propri confini le persone per motivi di salute? Diciamo che non dovrebbero, perché la cooperazione escluderebbe, a meno che non ci siano dei motivi così gravi da giustificare questo respingimento degli individui. Però qui c'è poca prassi, perché le norme dei regolamenti sono scritte in maniera così complessa che concretamente non ci sono mai state delle controversie tra Stati su questi temi, per cui non abbiamo neanche degli spunti applicativi. Poi però c'è il contesto dell'Unione Europea, perché comunque nell'ambito del diritto internazionale ci sono anche le regole dell'Unione Europea e gli obblighi di cooperazione determinati da Schengen. Se ci saranno delle modifiche, l'applicazione delle norme potrebbe essere sospesa. Lei è veneziana. Nella storia fu proprio la Serenissima ad inventare il sistema delle quarantene. Gli Stati possono imporre le quarantene agli stranieri? Sicuramente sì, perché per motivi di salute gli Stati, per tutelare le prerogative della salute dei propri cittadini, chiaramente possono imporre la quarantena. Gli Stati sono responsabili per la salute degli stranieri che si trovano sul loro territorio, ad esempio i viaggiatori o i camionisti che attraversano il territorio di uno Stato. Chi risponde della sicurezza dei viaggiatori? Lo Stato ospitante, cioè lo Stato in cui entra, perché ogni Stato deve garantire a tutti coloro che entrano sul proprio territorio uno standard minimo di trattamento e quindi imporre delle regole proprio a tutela anche della salute e della vita della persona che entra sul territorio dello Stato. Gli Stati però devono garantire agli stranieri ospiti lo stesso aiuto sanitario che garantiscono ai propri cittadini, un principio prima morale che giuridico. La
chiamavano ultima dittatura d'Europa, adesso è diventata un partner ambito sia per Mosca che per Bruxelles. La Bielorussia punta tutto sulla sua rendita di posizione, cuscinetto tra NATO e Russia, solido argine all'instabilità ucraina, transito sicuro per i principali oleodotti e gasdotti che collegano est e ovest dell'Eurasia. E conta sulla stabilità marmorea di Lukashenko, che è al potere da 26 anni e non mostra una ruga, anzi, con una graduale apertura all'esterno ha acquietato anche i malumori dei più giovani. Non penso che siamo isolati perché adesso in tanti viaggiano in tutto il mondo e non credo che ci sia questo problema. Le cose sono cambiate per i giovani nel campo dei divertimenti, della formazione, dell'offerta culturale. Io sono musicista, da 10 anni faticavo a trovare corsi per la mia professione e adesso è molto più facile. Quello che manca nel regime di Lukashenko è il rispetto dei diritti civili e politici. Chi dissente non ha vita facile. Ogni anno ci sono persone che vengono arrestate senza che le famiglie ricevano informazioni. E poi c'è il nodo della pena di morte, applicata dalle 3 alle 5 volte l'anno senza che nessuno sappia dove e come. Persino le salme spariscono. L'organizzazione Viasna, che si occupa proprio di tutelare i diritti di queste persone, è costretta a lavorare in un appartamento perché non le è consentito di registrarsi. Ufficialmente non esiste. Quello che ha fatto il regime negli ultimi 10 anni è un'operazione di make-up, non è un vero cambiamento. Spesso viene indicato come segno di progresso il fatto che chi viene arrestato in una manifestazione non fa più 24 ore di carcere e per uscire può pagare una multa, ma non è un passo avanti perché spesso i cittadini di fronte al giudice chiedono di andare in carcere, visto che è troppo difficile trovare i soldi per una multa così alta. Il regime bielorusso sostiene di privilegiare diritti economici e sociali rispetto a quelli civili e politici. Utenze e abitazioni sono alla portata di quasi tutti, lo stipendio medio è di appena 6.000 euro l'anno, ma la vita costa poco e il welfare di stampo sovietico qua sopravvive, sanatori compresi. Il risultato è il 50° posto nella classifica mondiale dell'indice di sviluppo umano, prima di Romania e Bulgaria. Con l'Unione Europea Minsk vuole collaborare per superare l'embargo sulle armi e il divieto di movimento per i funzionari ritenuti responsabili di 4 sparizioni. Non chiediamo cosiddette prospettive europee, chiediamo soltanto un partnership organico che ci potrebbe dare la possibilità di trarre tutti i vantaggi da questa nostra confinanza e vicinanza. E vorrei dire che in questi 2 anni abbiamo fatto un po' di progresso. Dopo aver festeggiato le nozze d'argento è il matrimonio con la Russia che inizia a scricchiolare. A dicembre qualche centinaia di persone sono scese in piazza a Minsk per manifestare contro Mosca, rea di aver rimesso sul piatto un accordo del 1999 in cui si prefigurava un'unione politica tra i 2 stati e di battere cassa sui trasferimenti a prezzi scontatissimi di petrolio e gas. Per una volta le manifestazioni hanno fatto comodo a Lukashenko, che le ha usate con Putin per dimostrare che la Bielorussia vuole e deve restare indipendente, senza compromettere il buon rapporto col Cremlino. Nella famiglia si può sempre, qualche litigo può essere, però adesso si tratta soltanto del campo economico e dei trattativi nel campo dei prezzi dei carburi, dei prezzi del gas. Io non ci vedo grandi problemi, si superano. Noi giovani non avvertiamo molta tensione, però non escludo che ci sia. Anche all'interno delle famiglie a volte c'è chi è più favorevole a integrarsi con la Russia e chi è contrario e si può discutere. Comunque, se uno proprio non sta bene qui, può andarsene via. Noi siamo un po' preoccupati, vogliamo andare avanti con cautela, ma siamo anche molto ben disposti e il nostro auspicio è quello di avere il miglior rapporto possibile con la Russia, perché un allontanamento non gioverebbe a nessuno. Io penso che la Bielorussia sia un paese pacifico, noi siamo un popolo molto amichevole e tollerante, quindi spero di avere i migliori rapporti con i nostri vicini. E tra i motivi per allentare le tensioni c'è anche una scadenza elettorale. Entro il 30 agosto si dovranno tenere le presidenziali. La maggior parte dei miei amici non votano, il mio voto non serve a niente perché è già tutto deciso. I bielorussi sanno che il loro non è il migliore dei regimi possibili, ma temono anche che ogni cambiamento possa portare peggioramenti. E ad agosto, c'è da scommetterci, Lukashenko non avrà problemi a ottenere il suo 6º mandato. La gente, vedendo cosa sta succedendo, sta apprezzando la stabilità che esiste, perciò anche le elezioni credo andranno avanti bene. La Slovenia, uno stato in isolamento per il coronavirus, ha un nuovo governo. A guidarlo è il conservatore Janez Janša, leader del Partito Democratico SDS.
Questo è il terzo governo formato da Janša, che nel 1991, al tempo della guerra che portò la Slovenia all'indipendenza dalla Jugoslavia, era ministro della difesa. In Parlamento il terzo esecutivo Janša ha ottenuto 52 voti, 6 in più della maggioranza necessaria. Nella prima riunione dell'esecutivo tutti i nuovi ministri indossavano le mascherine sanitarie. Janša sulla poltrona di premier ha sostituito il centrista Marian Šarec, il cui governo è caduto dopo che la sinistra aveva negato l'appoggio esterno al suo esecutivo di centrosinistra. Šarec voleva andare ad elezioni anticipate, ma i parlamentari di due partiti centristi destinati a sparire hanno preferito un accordo con Janša. Ervin Hladnik Milharčić è uno dei più famosi giornalisti sloveni. Come definire Janša? Janez Janša è un politico che sfugge alle definizioni perché si adatta al clima politico secondo le esigenze pragmatiche del potere. È un sovranista ideologicamente vicino a Matteo Salvini, con simpatia per Marine Le Pen, è praticamente un fratello di Viktor Orban. Nella prima riunione del governo, Janša ha subito sostituito la comandante dello Stato Maggiore, Alenka Ermenc, e la capo della polizia, Tatiana Bobner, due donne professionalmente capaci, ma non subordinate alla politica. Il partito di Janša nei mesi scorsi aveva proposto la reintroduzione del servizio di leva solo per ragazzi, proposta bocciata in Parlamento ma che rimane sul tappeto. Una proposta che divide l'elettorato. Mi sembra un po' una stupidaggine. A che ci serve? Per un verso è una buona proposta, come dire, costringe noi giovani a essere più responsabili. Dall'altra parte, molti di noi responsabili lo sono già. Sono d'accordo, le persone imparerebbero la disciplina. È difficile rispondere, non ho un'opinione. Bisognerebbe valutare bene i costi e i benefici. Nei mesi scorsi, inchieste dei quotidiani sloveni Delov e Cired Dnevnik hanno raccontato come imprenditori ungheresi fedeli a Orban hanno finanziato in Slovenia alcune televisioni e siti legati al partito di Janša. Viktor Orban e Janez Janša sono ideologicamente, anche materialmente e sembra anche a livello di organizzazioni partitiche sincronizzati. Ci sono prove concrete che l'apparato economico del partito di Viktor Orban ha finanziato l'apparato economico e mediatico del partito di Janez Janša. Ideologicamente sono tutti e due sovranisti e interpretano l'Unione Europea come un strumento per valorizzare il potere politico a casa. L'Europa è uno dei strumenti con i quali si arriva al potere, si mantiene il potere e si usa come risorsa economica. La Slovenia presiederà l'Unione Europea nel secondo semestre del 2021. Un intreccio complesso, quello che ha armato i croati nella guerra contro l'armata jugoslava negli anni 90. Se ne sono occupate inchieste giornalistiche e tribunali nei paesi dell'ex Jugoslavia, in Austria e in Germania. Inchieste che in alcuni casi hanno fatto traballare poltrone politiche ed economiche, una materia che il romanziere tedesco Veit Heinichen ha ricostruito nel suo ultimo romanzo Borderless in modo avvincente, creando dai nessi rimasti oscuri nelle inchieste personaggi assolutamente credibili. Le informazioni che avevo erano talmente tante, soprattutto i legami internazionali, e per questo il titolo Borderless, senza confini, che è programma. Partiamo prima della caduta dell'ex Jugoslavia con la creazione del nuovo ordine anche sui Balcani. Chi sono i poteri coinvolti, i legami che avevano un grande interesse, che magari con due guerre mondiali non sono riusciti di appropriarsi o di comandare lì. Serviva alla fine un fondo più diplomatico e economico. Questa è una parte. L'altro è che c'è un'esportazione di armi, sempre stata, ma soprattutto che ha cominciato in queste zone la prima volta nel 1916.
al fronte sud, l'impero austro-ungarico tedesco e l'Italia. I tedeschi hanno consegnato il gas tossico, un argomento di cui in Germania per esempio non si parla, come non si parla di chi ha gestito l'esportazione di armi nuove ma residui della guerra in Bosnia portandoli in Siria. Sono tutti legami che uno da solo non può fare, nessuno da solo, e questo penso che vale per tutti i poteri dietro le quinte che cercano di installare nuovi ordini che determinano alla fine noi tutti. Il lettore accorto può divertirsi anche a riconoscere nei vari personaggi usciti dalla penna di Heineken aspetti caratteristici di alcune personalità politiche, come nel caso della senatrice. Assume il ruolo di 3-4 persone diverse, ma sono tutti esemplari e sono cose che sono successe. Per la letteratura vale la regola che qualsiasi riferimento a persone o fatti realmente accaduti è puramente casuale. Io posso essere censurato solamente se la mia narrazione è noiosa, e questa è un'altra parte che deve cercare, con la complessità della materia, di avere una narrazione fluida che cattura il lettore e la lettrice. La manipolazione delle notizie ha spesso avuto un peso importante nelle scelte dei politici che hanno poi determinato il corso della storia, una componente che Heineken sfrutta per intricare ulteriormente la trama del suo thriller politico-finanziario, che miete vittime tra giornalisti d'inchiesta e spie. È morto a 77 anni lo scrittore politico russo Eduard Limonov. Letterato mediocre ma con grandi ambizioni, è stato un abile propagandista di se stesso. Nel 1992 è stato tra i fondatori del Partito Nazionale Bolscevico. Nel 2001 Limonov è stato arrestato dalle autorità russe con l'accusa di terrorismo e cospirazione contro l'ordine costituzionale. Condannato a 4 anni di carcere, è stato rilasciato dopo averne scontati 2. È famoso anche perché durante la guerra in Bosnia, ospite del criminale di guerra Radovan Karadzic, dalle alture che sovrastano Sarajevo si divertiva a mitragliare i civili nella città assediata. Sarebbero stati i Traci, ben prima dei Romani, a introdurre la coltivazione della vite in Bulgaria, una tradizione dunque lunga almeno 3000 anni, favorita dal clima del paese e dalla sua terra. Da sempre a dominare la produzione vitivinicola sono i rossi, le varietà ancora oggi prevalenti, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, furono piantate massicciamente durante il periodo comunista, quando la Bulgaria era il quarto produttore di vino al mondo, riforniva prevalentemente l'ex blocco sovietico e l'industria del vino era monopolio dello Stato. Durante la lunga transizione dopo l'89, la proprietà delle terre e delle cantine tornò ai privati, un processo lento durante il quale sono riapparse varietà autoctone come il Mavrud o il Mischet rosso, in realtà un bianco ma che i bulgari chiamano così per il colore rosato delle sue uve. Così oggi il mondo del vino bulgaro è caratterizzato dalla varietà. I vini bianchi dominano nel nord-est del paese e lungo le coste del Mar Nero, dove i terreni sono ricchi di minerali e presentano la giusta salinità e un certo grado di acidità bilanciata da un grado zuccherino importante, che permette di dare vita a un vino equilibrato. I rossi invece sono più diffusi al sud, partendo dal sud-est ai confini con la Turchia, per arrivare al sud-ovest verso Grecia e Macedonia. Qui si trovano qualità tradizionali come il Mavrud e il Melnik, note per il loro stile deciso, la corposità e alta maturazione. Sono 60.000 gli ettari ricoperti da vigne in Bulgaria. La produzione annua è di circa 420.000 tonnellate d'uva, più della metà sono destinate alla vinificazione. Le 2 regioni del paese a denominazione protetta sono quella danubiana e la Tracia, di gran lunga la più ricca di vigneti. Secondo Roshmanov, negli ultimi anni la produzione di vino nel paese sta rapidamente cambiando, per il meglio.
Negli ultimi anni in Bulgaria si stanno sviluppando sempre più piccole cantine di alta gamma che producono poche migliaia di bottiglie l'anno. La loro presenza ha bilanciato la produzione spingendo verso prodotti di qualità. Al tempo stesso si utilizzano sempre più spesso tecnologie e prodotti bio, senza l'uso di prodotti chimici né sulle uve né nel vino. Per Sofia, la fine del regime comunista e l'adesione all'Unione Europea non hanno significato la rinuncia ai mercati tradizionali. Così oggi i viticoltori bulgari esportano vino, ma anche brandy, la tradizionale rakia bulgara, sia verso paesi occidentali che in paesi come il Kazakistan, la Russia o la Polonia, sfidando la concorrenza dei grandi produttori dell'area mediterranea. Ogni volta che discuto con nuovi partner commerciali ci dicono che il vino bulgaro è di qualità, piace e ha un buon rapporto qualità-prezzo. Purtroppo lo Stato bulgaro non è molto attivo nel sostenere i produttori vinicoli, il che per noi è un problema. Sappiamo come funziona in Francia, Italia, Spagna e nei grandi paesi produttori. Lì questo sostegno esiste e i produttori possono puntare ai mercati esteri con prezzi più interessanti. По интересна цена.